siamo, buongiorno, benvenuti, viva Radio 2, via Asiago, Roma. Buongiorno Baldini, ciao, come stai? Un po' meglio, che bella giornata oggi. Sta tornando un attimo. Signora, saluta! Che c'è gente che gira in piedi. Sì, Oggi è una grande giornata, salutiamo subito gli amici di Trapani, che eccoli qua. Eccoli. Che ci hanno portato una cassata siciliana che devo dire è incredibile. Che fai? Assaggi il candito? Io da siciliano a me non piace la frutta candita, lo sai? È una cosa incredibile, forse perché da piccolo ne ho mangiato talmente tanto che oggi non mi piace più. Una roba incredibile. Ho lanciato una chewing gum appena masticata a Baldini che me l'ha ridata e io me la metto in bocca. Era la tua? No! No! Vabbè, allora metto in bocca la tua se vuoi. No, non la mettere in bocca la mia, lascia stare. Ragazzi, meno male che siamo in radio, perché se la gente potesse vedere quello che noi facciamo e invece proprio siccome siamo in radio possiamo fare tutto quello che vogliamo, qualsiasi cosa, esatto. Addirittura ogni tanto ci prende, ci abbassiamo anche i pantaloni, Baldini lo fa spesso, ma ora spesso, ma oggi dopo, oggi no. Tra l'altro oggi avremo un ospite incredibile, l'altro ieri Turturro e quest'oggi veramente devo dire l'attore che va per la maggiore in questo momento in Italia. Sì, ma per non la solo, maggiore. Anche in Francia. No, questo non lo so. Il romanzo criminale è andato fortissimo. In Francia, vero? Quindi di no, pensavo nei film francesi. No. Parlo di Riccardo Scamarcio che abbiamo visto in altri, ma ancora non è qua. Perché se lui fosse stato qua avreste sentito il boato delle donne. Le donne che perché reggiseni piace. che arrivavano, Piace molto. Noi uomini lo apprezziamo come attore, perché è bravo. Io l'ho visto in Romanzo Criminale, gli sono bastati 3-4 sguardi, per cui veramente ha fulminato tutte quelle in platea. Ha fatto 3 metri sopra il cielo, poi c'è tutta la sua filmografia. Ha fatto Texas, L'odore del sangue, Ora o mai più, 3 MC2. 3 metri sopra il cielo, è sempre quello. Ci ho scritto 3 MC2. Tra l'altro è pugliese, è un uomo del sud, quindi io voglio sentire parlare. Che quando io sento parlare pugliese mi piace, lui è di Andria, vicino Bari. Bravo. La geografia un tempo. Poi magari possiamo fare qualche telefonata con qualche ascoltatrice, qualche pischella. Che mi piace quando le pischelle parlano. Riccardo ti amo, ti tanto, mi piace tantissimo. Invece con noi parlerà di cinema. Così. Bene, quindi Riccardo Scamarcio sarà con noi tra un po'. Adesso è sul raccordo anulare a firmare autografi alle colonnine OSS. Lì. Sta facendo una vita Riccardo, perché sai, questo improvviso successo. Ovviamente ovunque lui va ci sono ragazzine che gli chiedono nugoli, cose che a te mai è successo in vita mia, neanche a me fantini che venivano a me ai tempi del karaoke però al karaoke ai tempi del karaoke devo dire firmavo con la coda, anche la coda firmava gli da autografi, sola, aveva una vita propria, la mia coda aveva il pennarello proprio che scriveva cose. Oggi siamo invecchiati, abbiamo 46 anni e che devo fare? Di cosa parliamo oggi? Cosa è successo? Nulla, no? Insomma che è successo? Se hai visto mica tanto Ciampi ha detto no, cosa è successo? Ciampi è andata a Livorno, nella sua città. Quella roba tu dici Moggi è uscito su tutti i giornali, pare che ma no. Cosa vuoi che succeda? Niente? Sono cose che veramente pronto? No, ma oggi al telefono oggi è meglio di no. Pronto? Cosa c'è? Dica. Meglio che non ci chiami al telefono. No, perché è successo qualcosa? So se ha letto i giornali, le intercettazioni. No, ma davvero? Ma quando? Di che cosa? Pare che lei avesse promesso auto in cambio di favori. Ma quale auto, scusa? Non so, c'era scritto Maserati. Ma ti pare che lavoro per la Maserati? Ma lascia stare, sono tutte fandonie. Che scrivono i giornalisti. Non ha mai avuto un favore lei? Assolutamente no, ma ti pare? Figurati. La Juve vince di proprio. Proprio, ragazzi. Moggi buono che. Mamma mia. Sono tutti pietrificati, vedi? Quando dici Moggi la gente non si azzarda a dire neanche una virgola. Non abbiamo detto niente. No, assolutamente. Ecco, attenzione, arrivano le prime notizie. Vedete, scandalo arbitri. Scoperta la tariffa telefonica che usa il designatore arbitrale Pairetto. Juve and me. Stranamente, ci sono delle belle notizie, sempre ce n'è una bellissima su Berlusconi che dichiara: Dio
fermi la sinistra e dice così: nostro signore replica, decidetevi, o salvo la regina o fermo la sinistra. Due miracoli insieme non li posso fare, certo. Anche il nostro signore delle volte. Va bene, questo è lo spirito della nostra trasmissione, siamo goliardichi. Chi? Vogliamo ringraziare anche il magazine del Corriere della Sera, servizione che ci hanno fatto un servizione. Oggi se prendete il Corriere della Sera c'è un magazine, c'è un fiorello vivo, c'è anche un primo piano dell'arcata dentale di Baldini, che è una roba incredibile. Cioè proprio gli hanno fatto la cosa per fare il ponte, sai? Proprio ti fanno il ponte. A Messina me l'hanno fatto sto ponte. Signori, su questa battuta possiamo andare. Io me ne vado e me ne vado. Allora, pronto? Ancora Moggi? Luciano. Meglio che non ci chiami Luciano. Hai visto per caso Biscardi? No, non l'ho visto Biscardi. Ma neanche io. Meno male. Io invece vorrei sentire Ciampi. Sì, perché Ciampi, come ha passato questa giornata nella sua Livorno? Lasciatelo stare. C'ha un sacco di anni. Un altro settennato. Basta, porà. C'ha già fatto i biglietti per Ibiza con la Franca. Basta. Lui st'estate vuole stare. Ha 85 anni, basta. Ancora, dai. Dai, proviamo a chiamarlo al Quirinale, dai. Sentiamo se c'è. Pronto? Ha sbagliato cuffia il centralinista, un attimo che la. Ma un attimo, che proprio il volume basso. Sì, esatto, il centralinista ogni tanto sbaglia cuffia, capito? Pronto? Sì, buongiorno, senta. Niente, sempre basso. Sempre basso, vabbè, allora aggiusti Sì, un po'. se sono io Quirinale mi dica. Senta, volevamo un attimo, attendo un attimo in linea, prego. Grazie, metta la musica di cosa. Vabbè, sentiamo la musica. La musica non c'è, però va bene. Pronto? Sì, dica. Ecco, senta, volevamo chiedere per favore. No! Come no? Ve lo dico io, no! Vabbè. No, l'ha già detto 1 milione di volte, il presidente non lo vuole fare. Ma no, volevamo chiedere della visita nella sua Livorno, non volevamo chiedere. Sì, dite tutti così. Ma no, è vero. Pure ieri ha chiamato, come si chiama? Il Mortazza. Sì, vabbè. Mortazza, e poi pure quell'altro, come si chiama? Quale? Quello nano. Quello corto. Silvio Berlusconi? Non me lo ricordo. Parlava strano, diceva mi sa che era lui. Senta, c'è il presidente, possiamo parlare con lui? Sì, un attimo che chiamo. Sì, lo chiama. Azzalio! Come si fa? Dai? A casa sua. Neanche la bocciofila ti chiamano così, dai. No. Sì? Ha detto no. Dico no. È lui. A un altro settennato. Va bene, chi se ne frega. Un settennato. Niente settennato. Poi quando settennato un nipotino non puoi andare avanti a fare queste bischerate. Tipo fare il presidente. Mi chiama bischerata, vabbè. Taglia il nastro di qui, sì, appunta una medaglia di qui, certo, inaugura una targa di là, cari italiani e care italiani. È partito. E giunto ritengo il momento di dire basta. Mi sono rotto. L'ha dette tutte insieme, vabbè. Ieri ho fatto la mia ultima visita ufficiale nella mia amata Livorno. Bene. I ricordi legati alla mia cittadina natia sono tanti. Sì. Ricorda ancora il marciapiede del lungomare, meno male. dove si giocava a Campana. Campana, quando era piccolo, certo. Fu lì che conobbi la Franca. Ah, sì? Tra un salterello e una giramonta. Bene. Poi? Lo scoglio della Meloria. Grande scoglio. E ricordo il primo tentativo di bacio alla Franca. Misi una puntina. Presidente. Misi una puntina di lingua. Come si fa da piccolo? Sondai la disponibilità, ma mi beccai un marrone. Purtroppo succede. Ed allora non ci lasciammo più. Vede? E ancora oggi, cari italiani, dopo 70 anni, non sono ancora riuscito a violare quella boccuccia di Roma. Ma come, neanche un bacio, è 70 anni, presidente. Vabbè. Ma
Insomma. Poi sono andato a rivedere il Maroccone. Ah, la discoteca Il Maroccone. Il locale dove con la franca si faceva bisboccia per tutta la notte. Pensate, si rientrava addirittura a 1:15. Capirai, insomma. Vabbè, allora sai i tempi. Ora quindi prende la rincorsa. Il vostro presidente vi saluta, si accomia e si accinge a schiacciare un piso Tatangelo. È vero. Vi saluta, si accomia, si accinge a schiacciare un piso, Tatangelo. Va bene. Ferma tutto perché stiamo per mettere una cosa nuova. Che se io avessi il pezzo di carta dove mi ero appuntato cos'era quella cosa che noi stiamo per mettere, ve lo direi. Siccome il pezzo di carta non ce l'hai, vostri niente purtroppo. Samoa. C'era Samoa. Allora, pensate, in anteprima, grazie alla BMG che ci dà questa opportunità, metteremo in onda il finale di un servizio che andrà in onda poi a settembre sui 50 anni di Davide Donatello. Questa sarà la sigla finale che noi avremmo già scelto come sigla del prossimo anno di Viva Radio 2. Pensate, la nostra sigla del prossimo anno. E noi ce l'abbiamo, e pensate, faceva parte di un grandissimo film con Ugo Tognazzi, I Mostri. La canzone si intitola Samoa o qualcosa del genere. LOL. Samoa Tamure. Sentite che bella, poi ci faremo te. Bella, fantastico. Questa canzone è dedicata a Baby Ballandi che guarda. Se la balla pure lui, giustamente. Bella allegra, vuol dire che funziona allora. Vai Bibi, com'è? Vedi? Ha preso anche lui, vuol dire che è bella allegra, insomma. Che bella che è, vecchi tempi. È arrivato Marino, il nostro ballerino che balla con Fiorello, eccoli. Famoso saltarello napoletano. Ah, questo è un passo nuovo, il passo dello sciancato, eccolo. Marino e Fiorello. Stop e si riparte, via. Grande Marino. I mostri, prossima sigla. Che fatica, ragazzi, non ho più l'età per fare certe cose. Allora, sapete che adesso sta formando il governo della sinistra, no? Sì. Sta formando, quindi ci sono vari ministri che vengono dati così. Chi sarà? Ministeri, no? Ad esempio, Prodi giustifica la candidatura di Emma Bonino alla difesa. Emma Bonino alla difesa. Una donna. Beh, ci sono alcuni paesi che come Spauracchio usano la bomba atomica. Noi. Vabbè, anche l'America con Condoleezza non è che sia molto. Allora, attenzione, corsa alla presidenza, perché adesso bisogna anche leggere. L'Italia è l'unico paese dove ancora siamo così. Non si sa chi governa, non si sa chi è il presidente della Repubblica. Siamo in balia. In questo momento potremmo fare qualsiasi cosa, potremmo prenderci paese, andare lì oggi a Palazzo Chigi e te, ci sediamo. Oggi comandiamo noi. Si può dire governo ladro, tanto facciamogli pure le pernacce, tanto non c'è nessuno ancora. Dai. Allora, corsa alla presidenza della Repubblica, candidato al Colle, l'uomo del monte ha detto sì. Minchia, più succhi di frutta per tutti, che bello. Va bene.
E poi altre notizie, vediamo che cosa abbiamo. Il giornale Economia, l'amministratore del gruppo San Paolo IMI, Enrico Salsa, dichiara: San Paolo farà shopping entro fine anno. La Madonna aspetterà i saldi. Non l'ho capita. Sì, la scalata alla banca, scusate, alla banca. Bisogna anche specificare uno vede, dice che minchia è sta cosa, poi la legge. Bene, allora Riccardo Scamarcio sta per arrivare, dovrebbe essere in zona lì qui in Piazza Mazzini. Sai che ha fatto anche un film, tra l'altro, per la televisione che andrà su Mediaset, non lo dovremmo dire però. Qual è? La freccia nera. La freccia nera fischiando si scaglia e la cupa canaglia. Un saluto di fa. Lo ricordo, bellissima. C'era Aldo Reggiani e Loretta Goggi. Scamarcio fa la parte di Loretta Goggi. Certo, tanto non sente, dunque possiamo dire qualsiasi cosa. Esatto, guarda, Scamarcio tanto non sente. Se fosse qua, sai che ti direbbe? Ci te muro. Esatto, in dialetto. Come minimo ti direbbe quello. Però. Allora, ancora qualche tempo non abbiamo presentato, ragazzi. Noi chiediamo venia. E veramente chiediamo Tenia per non aver presentato il nostro signori il nostro uomo. Ermafrodito perché? Ma no perché lui si chiama Herman come nome, Frodito di cognome, Frodo però Herman è una Frodito. Però dai, Herman che ha l'infradito, volevo dire. Certo, però diciamoci la verità, un po' a Frodo assomiglia, no? Sì, quello del Signore degli Anelli. Sei un po' Frodo, non è? Sei un po' Hobbit, un po' Gollum. Un po' Gollum. Senti Gollum, dimmi Frodo, cosa hai preparato? Per noi? Posso fare una canzoncina di Stevie Wonder se ti va. Vai. Vabbè dai. Se ti va, hanno la voce uguale. Sì, perché lui gli piace cantare Stevie? Sì. Vai di Stevie, vai. Ah, serio, Lately I've had the strangest feelings. Stop. Sì. Vai, prego. Giusto. With no vivid reason here to find. Stop. Yet the thought of losing you's been hanging. Stop. Right my mind. Oh. Stop. Well, I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause they always start to stop. Cry, Gli è rimasto un cry. This time could mean goodbye. Ma bravo! E chi è? Cremonesi. Veramente, ma se io mi venisse da cantare questa canzone qua che non ho mai provato nella mia vita, qual ad è? esempio, che ne so, se tu non l'hai mai provato, che ne so, Cremonesi, che ne so, chi me l'ha proposta sta canzone, Cremonesi. Ecco, quando suona per lui è tutto bene, certo. Appena comincia a suonare per me, dai, non me la ricordate, ragazzi, dai. E Gianna sosteneva tesi e illusioni. Ehi, Gianna prometteva pareti e fiumi. E Gianna aveva un coccodrillo ed un dottore. E Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Tutti insieme, ma la notte la festa è finita. Ma la notte la festa è finita. E viva la vita, la gente si sveste. Comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso. Chi vedrà.
Così ricordiamo Rino Gaetano. Rino Gaetano, grande cantautore italiano. Cantautore, poi ancora c'ho qui da cantare Battisti. Pensate, c'è questo pezzo di Battisti, io vorrei cantarlo da 2 mesi a questa parte, ma non posso. No. Sapete perché? Perché ogni volta che io comincio la prima strofa, la prima lettera, Baldini comincia a ridere. E io per cui lo fai troppo serio, io rido. Perché guarda, riproviamo. No, dai, ora mi impegno. Vai. Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Bravo, vedi? Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. È saltato fuori un rampechino. Mi è partita la tonsilla. Scusate, ma e da allora solo voce non farnetti con più a guarirmi chi fu. Ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Baldini, bello, sì. Io ti voglio tanto bene. Grazie. Però come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio. Le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardito e le risalute. Che è Courmayeur? Su nel cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto. Non si ferma mai. E poi ancora in alto con un grande salto. La 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 la. Ragazzi, cintura nera di karaoke. È vero, Che roba, che momento. Che momento, e Scamarcio ha fatto marcia indietro e se n'è andato perché dice dove sto andando? Dove vado oggi? Allora, collegamento veloce con lo smemorato? Sì, con lo smemorato di Cologno, perché per vedere questo. Vediamo se come sta. Esatto. Sì, ieri non stava molto bene, vediamo se adesso si è ripreso un po'. Noi lo chiamiamo ogni giorno a Cologno. Sentiamo se è a Cologno, perché mica ha detto. Buongiorno, credi di essere giusto e di essere un grande uomo. Sì. In un altro ti svegli e zevi. Purtroppo cominciare da zero. Smemorato, buongiorno, tutto bene? Beh, guardi, sono continuamente bersagliato di telefonate. Mi chiedono chi voglio al colle. Istintivamente ho risposto la gioia. Certo. La gioia del colle. Certo. E loro cosa hanno risposto? Mi hanno detto se vuoi la gioia, allora Massimo non va bene. Poi mi ha telefonato un certo Fausto che mi ha proposto un certo Carlo Aurelio. Ma io non so chi sia. Senta, ma si trova ancora a Roma oppure è tornato a Cologno? Non lo so dove sono, io non ricordo. Un attimo chiedo a un passante. Un attimo, mi consenta. Scusi, dove ci troviamo? Ma scusa, ma cosa sei venuto a fare, no? Cosa sei vendi? Siamo alternati da chi? Ma cosa sei venuto a fare, no? Ancora non ti comprendo. Non mi sembra una parte di Cologno proprio non mi sembra. Solo che è un'isola molto grande, ci sono molte pecore. È una cosa strana, sono tutti altissimi. Altissimi? Guardi, se non avesse detto altissimi avrei pensato alla Sardegna. Bravo! La Sardegna! La Sardegna, sono ospite in una villa bellissima. Deve essere di una persona importante. C'è una piscina con dentro una paperella e il salvagente. Deve essere per i bambini. Faccia una cosa, entri dentro, magari scopriamo di chi è. Dai. Allora, un po', mumble, dunque. Vediamo.
Mumble come fumetto. Allora c'è un ritratto a olio di uno che un po' mi somiglia, però ha più capelli qui nel ritratto. Poi ci sono tante foto con lo stesso soggetto. E come sono le foto? Non lo so, guarda, in una fa le corna, in un'altra fa le corna, in un'altra fa ancora le corna. Vabbè, ma allora scusi, sono tutte uguali? No, ma in una fa le corna in punta di piedi. Ah, allora ho capito perché. Senta, lasci perdere le foto, vado a vedere le altre stanze. Un attimo, qui c'è il salone, c'è un trono. E poi c'è un cannocchiale col piedistallo. Un cannocchiale, guardi dove è puntato. Vediamo. Guardi, sulla camera da letto nella villa di fronte. Lasci perdere, che è meglio, vada in qualche altra stanza. Guardi, qua c'è la camera da letto, vediamo, entro. Sì. Oh, mi scusi, c'è qualcuno? Chieda chi è, scusi. Un attimo. Mi scusi, signore o signorina? Come si chiama? Valdini? Mi ha detto si chiama Vladimir. Vladimir. Ma non sarà mica Vladimir Lussuria, Aiuto? Si sente male? Si sente male? Soccorretelo. Soccorretelo. L'infermiera. Salvatelo. L'ambulanza arriva. Il gamberetto. E vabbè, dai. Ce lo siamo perso, adesso radiopromozione, vai. Aspetta! Che c'è? Già partita? No, Canella. Niente, così era così per rompere un po' le tasche. Sì, il pezzo che abbiamo messo prima, non abbiamo detto di chi era, sai? La Samoa, bisogna dirlo, Di chi è? Trovaioli, ragazzi. Armando Trovaioli, grandissimo maestro. Trovaioli. E abbiamo una radiopromozione fatta da te e dopo arriverà voce. Ricky Scamarcio. Vai, lo chiamo confidenzialmente a Ricky. Il Bellini di Canella è un aperitivo composto da 2 parti di spumante, una parte di succo e polpa di pesche bianche e alcune gocce di lampone di bosco che gli danno il caratteristico color rosa. Le pesche della tenuta Canella vengono lasciate sull'albero finché non raggiungono quel perfetto grado zuccherino e quel profumo che solamente la maturazione al sole sulla pianta può garantire. Regalatevi un Bellini di Canella da gustare freddo per brindare con chi amate. Rieccoci in diretta via Asiago, viva Radio 2. Sì, scusa, devo parlare all'orecchio condiviso. Fai pure, tranquillo. Volete limonare? Va bene uguale, tanto noi siamo qui a aspettare. È una roba incredibile. Eccoci. Noi ci facciamo i fatti nostri. Certo. No, stavo leggendo questa cosa sul giornale, non so che giornale è, Libero. Su Libero. Sì. C'è la storia di Henrik di Danimarca, che è il principe cinofilo. Che lui dice così, con una semplicità: io mangio i miei cani. Ecco, fantastico. Cioè lui fa: vieni qua, culo, bello, dammi la zampa, zac! Il cocker alla matriciana, si fa, insomma, fantastico. Vabbè, un setter la mattina. Consentitemi di fare un saluto dietro di te. C'è un valente giornalista, anche se lavora alla concorrenza, Salvo Sottile, che io tu sei vice direttore di qualcosa, tuo papà è vice direttore di qualcosa, vero? Puoi anche parlare, ma sai che non ti aprono il microfono perché sei di Mediaset. Sì, è quello. Ora vediamo, apri. 1, 2, 3. Eccolo, ci sei. Salvo Sottile. Ciao Fiore. Tu ti occupi della cronaca, quella soprattutto della Sicilia. Una volta, adesso sei un po' ti ricordi? più... Era un nostro personaggio. Sì, Radio lui DJ. qualsiasi cosa accadesse in Sicilia aveva questo modo di parlare molto arrestato Provenzano, adesso le cosche, vediamo un po'. C'è questo modo molto partecipi molto soprattutto alle molto cose. pathos. Qualche volta partecipa a tal punto che l'hanno arrestato anche lui. Un paio di volte. Addirittura, come no? Come mai da queste parti? Sono venuto a trovare un po' di amici, insomma. Tipo Filippo Lamantia, il nostro chef preferito. Eccolo. Ma non è che c'è qualche passaggio qui in... No, non credo. Non credi? Siamo palermitani in trasferta, ogni tanto giriamo, andiamo a trovare altri siciliani. Tra di noi ci troviamo. È un clan. Senti, ti chiedo una cosa, un po' di pettegolezzo. Avvicini il microfono. Sposini. Non lo so. Con chi ha litigato? Dai. Non lo so. Con Rossella ha litigato. Non lo so. Guarda, sta Rossella è una cosa terribile, lei. Lei, l'Elisabetta, la Giovanna, incredibile. Una roba. Ma io so già. Allora vi dico una notizia in anteprima. Vai. Voci di corridoio. Attenzione. Voci di corridoio. Vai. Lamberto Sposini predicato per diventare direttore del TG1. Poi
L'ho sparata grossa, sì. No, e anche Enrico Mentana, se proprio lo volete sapere. Pure lui. Io una volta dissi 6 mesi prima del passaggio di Bonolis, lo dissi 6 mesi prima e nessuno mi dette credito. Nessuno, neanche a te dentro credito. No, ma a te un motivo c'è. Me da anni ormai. Quindi ricordatevi queste parole che vi dice un cretino qui dalla radio. O Sposini o Mentana stanno per fare i bagagli e andranno al TG1. Mimum non si sa che fine farà. Tornerà in Grecia. Non so. No, magari gli danno una carica più grossa. Mimum potrebbe diventare anche direttore di Rai 1. Anche. Sai che se ci sono i cambiamenti, no? Cambiano tutti. Del Noce. Sì. Vabbè. Del Noce. Io so. Del Noce, signori, ve lo dico? Vai. Allora, Del Noce andrà su Al Jazeera. Direttore di Al Jazeera. Allora ci siamo quasi, sta per arrivare Scamarcio, ma prima di Scamarcio mettiamo una bella canzone, perché non abbiamo sentito neanche una canzone, abbiamo cantato solo noi e facciamo i B non li sentiamo mai, che dici? I B29, come si chiamavano? Non li abbiamo sentiti mai. A me piace quella della domenica. Quella della domenica anche, Seba, vai. Sentite sto pezzo che abbiamo praticamente messo noi, ci è arrivato il CD, l'abbiamo piazzato e dopo, amici e amiche all'ascolto, Riccardo Scamarcia e domenica canta Seba. I passeri assiepati sugli alberi spogliati si fanno compagnia, restano in disparte come foglie secche pronti a andare via. La primavera arriva come un acquello, tinge casa mia, voglia di giocare e di respirare gli attimi che vanno via. Ed io mi sento un po' a metà. Domenica e mi sento bene. Ti piace Cremonesi questo pezzo? Molto. Andiamo al mare. Ad esempio, vedi, Festival Bar potrebbe essere. Sì. Domenica. A chiunque interessasse questa canzone, non so di chi sia, chi è il produttore, qual è la casa Music. Sì? Pippo Landro. Pippo Landro, che salutiamo, Pippo Landro di Milano, vero? Sarà contento che ti passo la canzone, Pippo Landro, Le luci colorate. Allora Pippo, mi raccomando, ricordati di mandarmi una Maserati se vuoi che ti passo il disco, tanto va bene? Fuoco d'artificio scoppia. Anche una bella multipla va bene, tranquillo. Dai, Pippo Landro, aspetto, Madre mi protegge, mi tiene. Pippo, scusa, ma anche un bel orologino da 40 cucuzze non andrebbe male. A me fai una panda già che ci sei, vabbè. Allora, se gli mandi una panda a Baldini, te lo mettiamo anche durante Caterpillar. E un altro giorno arriva già. Domenica e mi sento bene. Domenica andiamo al mare. Domenica e mi sento bene. Senti come ci sta bene la seconda voce? Sì. Domenica andiamo al mare. Basta, non è acqua, Domenica. Sembra un po' stile Gazzè, è vero? Un po' Gazzè. Sì. Ognuno si fa i Gazzè degli altri. Degli altri, è vero, nessuno ha il suo stile. Domenica, signori, attenzione, vedo movimento. Eccolo. Vedo movimento alla porta. La sto vedendo alla porta, sta per entrare. Eccolo Riccardo Scamarcio. Ecco Riccardo che arriva, sta salutando. Eccolo, guardate, sta in questo momento. Sta stringendo le mani a tutti. Le donne sono svenute. Attenzione, un dottore in sala. C'è una signora di 73 anni, lo sta baciando in bocca. Aspetta, non ci credo. Lui scappa, lei gli tira dietro la dentiera. No, deficiente. Signori, Riccardo Scamarcio. Ciao Riccardo, come stai? Bene, come state? Oh, che bello vederti dal vivo. Io sono abituato a vederti su un poster che è a casa mia nella cameretta di Olivia, e quindi io lo vedo tutti i giorni. Mi c'è il poster, io tutti i giorni faccio ciao Riccardo, come lui non mi risponde. Oggi ce l'ho. Senti, prima domanda che ti voglio fare così: che effetto fa? Che effetto fa?
ti traduco in pugliese. Senti subito. Senti che voce da Scamarcio proprio. Ecco. Che effetto fa avere questo successo, che penso che ti sia arrivato all'improvviso, no? Un po'. Sì, no, ma all'inizio è un po' strano, no? Perché è un po' difficile da gestire. Poi il pubblico, insomma, i ragazzi giovani sono calorosi. No, però è bello. È bello, vero? Tu hai avuto successo con questo film che è 3 metri sopra il cielo, scritto da Federico Moccia, che tra l'altro avremo anche ospite, mi dicono, così parliamo. Federico, se sei in ascolto, anzi chiamaci, Moccia chiamaci. Io per farvi capire, questa è una lettera che mi hanno scritto a me, mi ha scritto Olivia. Olivia, che sarebbe la figlia di Susanna, ma è come se fosse anche mia. Mi ha detto: c'è Scamarcio, davvero? Vieni da te? Sì, allora digli questo. E io te lo dico così com'è, per farvi capire 3 metri sopra il cielo è un film troppo bello. E te sei stupendo. Babi è una stronza. Chi è Babi? Esatto. Babi era la mia fidanzatina nel film. E dice: se fossi stata in lei non ti avrei mai lasciato, perché lei ti lascia nel film. Alla fine mi lascia. E nella realtà? Vabbè, comunque è una stronza, che io comunque sia. C'è scritto. Poi dice: io non ti avrei mai lasciato. Il finale del film è un po' triste, dice così, però Pollo è un grande. Sì, Pollo è il mio amico nel film. Si chiama Pollo, amico, che non diciamo che a carte perdeva sempre. Chi non ha visto, Mauro Meconi che salutiamo. Ti amiamo. E ha voluto che io leggessi nomi e cognomi. Allora, Olivia Testa, Lavinia Salini, Giulia Formilli, Giulia Maraspa. Si chiama così. Maraspa. Che te devo dire? Vabbè. Francesca Giannotti, che ti saluterò. E bene, chissà, io ringrazio. E chissà quante ragazze avrebbero voluto in questo momento dire qualcosa. Invece noi adulti ti abbiamo visto invece in Romanzo Criminale. Diciamo che è stato, anche se non un ruolo piccolo, tu facevi l'oscuro. Danilo Abbrusciati sarebbe stato. Il nero, scusa. Il nero. Sì, che è un killer, voi dovete vedere il killer della banda della Magliana, come Scamarcio, proprio con la pistola in mano, esatto. Fa miracoli. Nel senso che era bravissimo, veramente bravo. Hai lavorato già, devo dire, con Michele Placido. Com'è lavorare con Michele Placido? Grande. Michele è bravissimo. Poi è uno placido, non si incazza mai. No, Michele è veramente un grandissimo regista, poi essendo anche attore, no? Quindi sa come trattare. Sa assolutamente, per esempio se ti vede troppo sicuro, lui che ti dice? Stefano. No, non hai capito niente. Guarda, tu chi sei? Il freddo o il nero? No, scherzo. Senti, ma è un grandissimo regista. Tu da piccolo manifestavi già questa voglia di fare l'attore? O di entrare nello spettacolo, nel mondo dello spettacolo così? No, in realtà andando malissimo a scuola, insomma, mi era venuto. Che scuola facevi? Beh, io ho fatto, insomma, liceo linguistico, geometra, professionale per il commercio. Scusa, quante scuole hai fatto? Io ho fatto 4 scuole, però poi ho fatto, poi mi sono diplomato, ho fatto 4 anni in uno in ragioneria. 4 anni in uno? Sì. Dimmi qual è sta scuola, perché ci voglio andare pure io, io ne devo fare 9 in uno. Non lo posso dire perché credo abbia chiuso. E hanno arrestati tutti. 4 anni in uno! Bella, E quindi hai fatto 4 anni in uno e ti sei diplomato? Mi sono diplomato in ragioneria alla fine. Allora aspetta, ti faccio una domanda di ragioneria. Ti do una mano, sono ragioniere anch'io. Però lì capisti che la scuola non era per te. Beh, sì. Era per te. Sì, no, ma insomma, poi a 16 anni così ho incontrato questa compagnia teatrale che faceva degli spettacoli in dialetto. Ma dai.
pugliese, e qui c'è un mio conterraneo che si chiama Pinuccio Tota, con cui io ho cominciato, ho fatto il mio primo spettacolo, che è un attore comico bravissimo. Vieni Pinuccio Tota, mettete qua. E quindi, capito, lui mi ha visto salire per la prima volta su un palcoscenico e ti è ha un caso che sta qui, perché l'ho beccato fuori da... È vero, raccontaci Pinuccio, raccontaci com'era. Era, cioè non posso descrivere, ma faceva proprio pietà. Ma veramente? Era una pietà unica. Però hai visto qualcosa, no? Sì, per metterlo sul palco lo so soltanto io e Cristo. Allora, scusate, però vi devo interrompere perché è arrivata subito la notizia in questo momento sulla cosa che ha detto Riccardo. Allora, Provenzano chiede informazioni sulla scuola di Scamarcio. Si fanno solo 4 anni in uno o se ne possono fare anche 20 o 30 in uno? Ridiamo. Vabbè, beh, tu sei contento allora di vederlo? Non dico, cioè, affermato che ancora non si finisce mai di imparare. Orgoglioso. Senti, ma mi fate una cortesia, sì. Voi non vi ricordate niente dei vostri vecchi spettacoli che facevate in Puglia? Un qualcosa, oppure una bella chiacchierata in pugliese stretto come solo voi sapete fare? La potremmo anche fare. Perché il pugliese ha una musicalità rispetto agli altri dialetti veramente, sembra quasi inglese delle volte. Sì, è inglese. Il nostro è un po' più francese. Più francese? L'andriese. Fate una prova, se avete una filastrocca, un qualcosa. Ciao Sitti. Io non manco stai ciasso. Andar curdo. No, ciasso. Ma scusa, sbatti dar curdo, ma. No, c'hai, te ciassi. Te ciassi, scusa. Io so pene tutti te ciassi. C'ho una fracamacati si pene. Ma vabbè, c'ho una fracamacati si per cascama. Vi abbiamo trasmesso il notiziario di Al Jazeera. Attenzione, Vanity Fair conferma: Pollo di 3 metri sopra il cielo è un grande, ma non sarà mai un grande pollo quanto Baldini. Vai. Allora vi chiedo scusa un attimo, attenzione, perché è giunto il momento dei nostri quesiti. Perché io ti chiedo, Riccardo, tu sai perché? No. E tu, Peppino? No. Non lo sai perché? E quindi? Eccolo. A proposito, una piccola domanda. Prego. Ma tu sai perché Hansel e Gretel hanno comprato casa a Crema? No. Non lo sapevi? Non lo so io. Beh, dovresti farlo, caro uomo, li sai perché? Senti, sai perché nel calendario di Frate Indovino al posto dei giorni e dei mesi c'è solo la scritta indovina un po' che giorno è oggi? Non è così, però non lo so. Senti, sai perché se stai leggendo 3 metri sopra il cielo o sei morto o ti sei fatto una canna? Giustamente. Ce ne sarebbe un'altra? No, però meglio di no. Meglio di no. Ho capito, perché vabbè. io ci tengo alla mia carriera, sai. Certo, sì. Meglio lasciare stare. Allora, bene, ciao, grazie. Allora, Riccardo. Poi parliamo anche dei progetti futuri. Noi prima parlavamo della Freccia Nera, no? Hai fatto proprio la Freccia Nera. Ma quando vai in onda? Credo ottobre. A ottobre prossimo su Canale 5, ma purtroppo non lo potrà vedere nessuno perché noi possiamo fare la promozione, perlomeno dobbiamo dire che andrà male, perché siamo in Rai. Certo. Beh, hai lavorato quindi con chi era? Martina Stella, faceva la parte di quella che fu della Goggi, no? Esatto. Esattamente. Tu invece che parte fai? La Goggi. Come ho detto io. Aldo Reggiani. Senti, ma per fare la Freccia Nera hai dovuto studiare cavallo, ad esempio? Potevi venire da me. Era perfetto. Sì, io sui cavalli sono. No, davvero, hai fatto pratica? Cavallo, scherma. Cavallo, spada, arco, freccia. Sì, certo, giustamente. Bocce. Non è che il cavallo metteva la freccia per girare, giustamente. E quindi quanto si studia per fare un film del genere? Tipo a cavallo, in quanto hai imparato? Beh, cavallo io ho fatto poco rispetto a quello che in realtà poi serviva, 3 settimane prima di cominciare. 3 settimane. Però avevo un cavallo bravissimo. Che si chiama Tyson, lo saluto. Quando si incazzava però i cavalli, dai, entra questa. Sì, perché c'era la sintonia. Sì, è vero, lo sentono i cavalli che è incredibile. È vero.
No, insomma, è stata un'esperienza. Cavalli pazzesca. e poi spada. Cavalli, spada. E poi c'è sai che gli istruttori di spada sono sempre credo una famiglia che insegnano a tutti. Sì, ci sono queste famiglie, che ne so, ci sono. Oddio, io non mi ricordo. Wilkinson. Salamo, questo Franco Wilkinson. No, ti ho tirato a caso, non lo so, mi ricordo le sciapole. Tu sai che una volta ho girato uno spot dove prevedeva una mia, ero vestito Petrazzi, esattamente. Prevedeva una mia uscita di scena a cavallo e io non volevo salire a cavallo. No? Una vergogna, una figura davanti a tutti. Penso salì su una gassetta di frutta per salire. Che era tagliata dall'inquadratura. No, a un certo punto io vestito, feci solo il cenno al cavallo e feci così. Mossi la testa e poi la controfigura partì al galoppo e tutti mi dicevano ammazza Fiore quanto vai bene. Io non ho mai detto che la controfigura, ho detto sì, sai, ho fatto la scuola di equitazione. Allora, tengo a precisare che io sono io. Sei tu Scamarcio sul cavallo. Scamarcio. Ma infatti io quando me ne andai l'ho ripreso di spalle. Tu sarai ripreso di faccia. Sì, spero. Ho fatto tutto il film di spalle. A meno che il montatore, non so. Voglio dire, un regista guarderebbe bene dal tagliare voglio questi occhi. Il regista di questa cosa che si chiama Fabrizio Costa, che è un grande regista. Che salutiamo, quindi a ottobre tutti quanti a vedere non la Freccia Nera, ma quello che fanno su Rai 1 quel giorno in contemporanea alla Freccia Nera. Allora, attenzione, c'è un collegamento, se non sbaglio, con tu Cuba? sei mai stata a Cuba? Sì. Ah dai. A L'Avana? Sì. Hai incontrato per caso Gianni Minali? Mi sembra, mi è parso di averlo visto passare. Là, lui allora adesso noi chiameremo Varadero. Poi dici, ma che mi guarda qui su ciò? Io c'ho tremendo È bellissimo, sembra che parlare con un'altra lingua. Dov'è pugliese? Poi ci colleghiamo un attimo con Cuba, L'Avana, pronto? Stanno facendo già il numero. Sentiamo se c'è Gianni Minà che fa l'animatore turistico là ormai da anni nel villaggio turistico di Varadero. Vedi, si sentono le prime voci che arrivano da Cuba. Sentiamo se. Ecco. Signor Minà, è la radio. Ecco, ha sbagliato cuffie anche il signor Fidel. Allora Fidel, passami le mutande della Ragno, forse, che qui ancora, forse qui c'è ancora uno spazio. Allora chi è che mi ha riempito la valigia con tutte queste bottiglie di Pampero? Pago Pegne, sei stato tu, ma lo sai quanto pesa? Se poi mi fermo alla dogana mi tocca pagare. E queste cosa sono? Canne? Guardate che in Italia mi fanno un culo così, mi fermano con queste. Forse, sono solo 22. Signor Minà, ma che sta facendo? Fa le valigie? Ha sentito che ho detto, sono 22. Meglio che siano 23. Se ne arrestavano fino a 22. Si sa. Sto preparando la valigia per tornare in Italia per fare il sottosegretario. Scusate, ma chi ha messo queste foto? Ma di che foto si tratta? Sono delle foto ricordo. Ce le descriva? Guardi questa per esempio. Michel Bosè e Cristiano Malgioglio mentre giocano a carta forbice e pietra. Va bene. Poi? Alvaro Vitali, c'ho una foto bellissima mentre insegna al re Baldovino del Belgio a dar fuoco alle bronze con l'accendino. Questa era meglio se non la descriveva. Poi? Una foto meravigliosa di Elisabetta Gregoraci, eccola qua, mentre taglia le unghie dei piedi di Flavio Briatore con la smocchetina. Schifo. Poi? Ecco qua. E poi una foto meravigliosa, ci sono i ricchi e poveri nella vasca da bagno mentre giocano a fare le bollicine dell'idromassaggio. Scusi, ma come facevano a fare le bolle dell'idromassaggio? Non lo so, so solo che erano stati alla sagra del fagiolo della Baia dei Ponti. Ok, va bene. Senta, signor Minà, ma come faranno senza di lei lì al villaggio turistico? Infatti, sto lasciando delle direttive per le coreografie da fare con i clienti. Più tardi proveremo quella di Grease. Ah, bella Grease, quella con John Travolta e Olivia Newton-John, quel film lì. Ma la nostra è diversa. Ah, ecco, com'è? Prendiamo 2 bidoni da 100 kg di brillantina e li rovesciamo sull'asfalto della A121 all'altezza dell'uscita di Varadero. Ma dai! Poi si aspetta che le autovetture e il camion escano fuori strada. A volte parte pure la rissa con i camionisti cubani. Il tutto ovviamente fra la generale. Scusi, ma che razza di coreografie sono? Ma non ne avete una normale? Certo. Per esempio Chicago. No, Chicago meglio di lasciar perdere che già il nome. No, lasciamo perdere. Che Chicago è una coreografia eroica. Mi immagino. L'unico problema è prenotare per tempo i 2 camion di carta igienica. Bene, senta signor Minà, ma chi vengono in mente queste idee malsane? Guardi, se proprio lo vuole sapere glielo dico. Siamo un gruppo affiatato di amici ed eroi. Tipo?
io, Fidel, Ivan Pedrosa, Paco Pegna, Sotomayor, Teofilo Stevenson, De Ciampo di Roga, Carlo Lucarelli, Oliviero Di Liberto, Giuliano Gianni Chedda, Rolinda Borca, Sabri Lamusci, Sergio Mendes, Leorme, Massimiliano Rosolino, Rosalino Cellammare, Valdir Perez, Samuel Lee Jackson, Clint Eastwood, Matusalem e Andrea Sanna. Vabbè, chi è questo Andrea Sanna? Non lo conosci? No. È il topo d'appartamenti che si è fatto la casa di Mario e Pippo Santo Natale. Allora, vabbè, grazie. Adesso vi saluto. Viva Cuba e viva il Arrivederci. Pubblicità adesso, vai. È una vera rivoluzione. Mai più un mutuo che rimane uguale per tutti i 40 anni. Non accontentatevi. Viva la flessibilità del mutuo Macquarie, il mutuo che cambia con te. Un modo nuovo di vivere l'esperienza del mutuo e un modo nuovo di rispondere alle tue esigenze in evoluzione. Ad esempio, puoi allungare o diminuire la durata del tuo mutuo più volte e cambiare il tipo di tasso di interesse senza costi aggiuntivi. Chiama il numero verde 800 480 480. Garantisce Macquarie Bank, la banca australiana specializzata in mutui casa. 800 480 480. Consulta i fogli informativi presso le filiali di Macquarie Bank. Solo con Algida puoi vincere un iPod Nano 4 giga ogni ora. E per tutti, suonerie e wallpaper firmati MTV TRL. iSpot. Mordi la musica. Da Algida. Regolamento su algida.it. Analizziamo un particolare evento. Come potete notare, la curva dell'aumento delle conoscenze ha la tendenza a crescere in maniera straordinaria. La formazione continua mantiene un andamento costante verso l'alto. Ne conseguono successo e crescita professionale. Scusi, il metodo per ottenere questi risultati? Economia, l'esclusiva collana di editori per la finanza per essere competitivi e vincenti nel business. E dove la trovo? In edicola, da sabato 6 maggio in regalo il primo volume, con il sabato di Bloomberg Finanza. Da editori per la finanza, autorevoli e indipendenti. In collaborazione con Banca Intesa. Senti l'atmosfera di questa casa, com'è calda, accogliente. Sono i mobili che abbiamo voluto per arredarla. Abbiamo scelto i valori preziosi di Accademia del Mobile. La cura per ogni dettaglio, la combinazione tra moderno e classico. Sono tutti in vero legno massello, proprio come te, Pinocchio. Vero legno massello, vero come i sogni in cui credi. Accademia del Mobile. Falegnami dal 1793. Viva Radio 2. Numero di una stronza che dice di aver risposto ai miei
Eccoli qua, i Finlay, diventerai una star, viva Radio 2! Ci sono lavori in corso, perché mi sa che tra poco ci sarà un'esibizione canora. Si stanno mettendo d'accordo con Cremonesi che sta impazzendo. Ah sì, facciamoci una bella discussione, Pinuccio, in pugliese, va bene? Allora vai, vediamo se riesco a tradurre, vai. Ce l'ha masciuscio, ma nini ce l'ha masciuscio non si può. La sai questa? Cosa? Ce l'ha masciuscio, ma nini ce l'ha masciuscio non si può. Questo è un classico, se dobbiamo andare ce ne andiamo, se non ce ne dobbiamo andare non andiamo. Minchia, hai studiato il pugliese? Ma guarda che no, perché anche in siciliano, se lo dico in siciliano, se ne mangiamo, se non ne mangiamo qui. Ecco, allora fra confinanti. Dillo in Toscana, tu in toscano vai. Come se? Se dobbiamo andare andiamo, se non dobbiamo andare non andiamo più. Se si deve andare si va, se no no, punto. È italiano, ma è italiano. Lo so, milanese com'è? Sei milanese qualcosa? Ah, senti che bello il milanese. Sembra un pezzo di Tozzi, guarda. Se che dan dem, se non den no. Se che dan dam, se che dabadam, dabadam, dabadam dan 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 dam, dabadam, dabadam, dabadam dan 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 dam, dabadam, dabadam, dabadam dan 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 dam, se che dem, se vedem con dem bestom. E il sardo com'è? Il sardo, apritegli il microfono. Il sardo com'è? Se dobbiamo andare andiamo, se non dobbiamo andare andiamo, non andiamo no, già. Se dobbiamo andare andiamo, se non dobbiamo andare c'è Menocchi. Menocchi? Minocchi. È giapponese? Si capisce il Minocchi. C'è qualcuno che qui in studio calabrese nel suo calabrese. Calabrese. Si trae spunto. C'è un Veneto. Senti, pure. Ricky, come ti chiamano confidenzialmente? Io ho visto video di te anche L'uomo perfetto. Sì, in DVD lo affittai a casa. Sì, anch'io. Sì, commedia di bello, carino. Luca Lucini, sì. Luca Lucini, te li ricordi pure? Hai fatto 1, 2, 3, che 4, io 3 ne ho 5. fatti. Senti, 4. Prossimo film invece cinema però? C'hai già qualcosa? Il prossimo film comincio tra un po', vado in Puglia. A girare questo film a casa con Daniele Lucchetti, che si chiama Mio fratello e figlio unico, con Elio Germano, Luca Zingaretti, Angela Finocchiaro, regia di Daniele Lucchetti. Anzi, saluto Daniele che vi saluta. Grazie. Ci sente? Ciao Daniele. Ciao Lucchetti. Ciao Lucchetto. Sto arrivando, non vi preoccupate. Pensa, Daniele Lucchetti andrebbe d'accordo con mia sorella, Catena. Sì, si chiama Catena, mia sorella. Certo. Con Daniele Lucchetti sarebbero proprio. Scusa, Ricky. Sì. Io volevo. Allora, qui veramente abbiamo procurato un testo a Riccardo Scamarcio perché farà. Perché sai, nella vita non si sa mai, Scamarcio. Oggi domani un musical, poi dovrai studiare canto. E invece noi ti mettiamo già nel mood della canzone con il maestro Cremonesi, che non conosce neanche lui questa canzone. Mai sentita? Bene. Come? Stiamo parlando di Sergio Caputo. La canzone si intitola com'è? Bimba se sapessi. Bimba se sapessi. Canta così, senza mai averla provata, Riccardo Scamarcio. Guarda, io prima ho fatto uno sbaglio su Battisti che mi volevo uccidere, quindi non ti preoccupare. Vai, cominciamo. Aspetta, ti dico io quando cominciare. 1, 2, 3, 4. Falla anche un po' più lenta così, Idrofobina vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore. Fa il favore, non criticarmi perché adesso mi sa che vai. È sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare, per diluvio nel tuo cuore mi concederò. Bimba se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba non è un caso di nevrastemia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che mi tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto! Che cosa? È bello! Attore.
fa l'attore. Famoso. È simpatico, perché non è cosa rara. È non simpatico. ha l'alito pesante, perché lo so, perché ci sono stato vicino. Grande Baldini. Perché? No, stavo dicendo. Dico, una sfiga ce l'hai, un qualcosa che non. I piedi piatti c'hai? No, neanche quello. Neanche il quello. culo piatto? No, neanche quello. Porca ecco, dai. Qualcosa che. No. Secondo me. Secondo noi. Che ne so. Fa vedere il naso, ma. No. Questo non lo possiamo sapere noi. Si dice che chi ha il naso piccolo. No, ma lui. Tu c'hai una bella canopia, Fiore. Allora, se vogliamo adesso prendere questa piega di volgarità, perché allora prendiamola pure. E non mi sembra giusto di trattare l'ospite certo, così. Tra l'altro ci ha fatto pure. Oh, ma sai che cantavi proprio bene? A sto punto ti sfido un'altra canzone, guarda, al volo, vai, sì. Dai, cantaci, che ne so, Gloria, dai, Gloria. No, quello non è la sai. difficile perché io sono baritono, capito? Baritono te lo sei inventato te. Perché è bello, è baritono perché sono due bari. Vedi, anche comico pure. Anche comico. Fatemi ricordare, perché Pinuccio Tota, che è qui lo scopritore di Scamarcio, è a teatro dal 4 al 14 di Mugge, esattamente al Teatro Colosseo, con una pièce teatrale di Georges Feydeau. Questo Feydeau. Di Georges Feydeau, si intitola Occupati di Amelia. Però mi hai sorpreso, Scamarcio, questa cosa del canto. Vedrai che adesso qualcuno ti sente, Scamarcio lo prendo per un musical, perché cavolo. Non sai un'altra canzone che canti sotto la doccia? Tipo quando sei per i fatti tuoi, così. Non so, tipo, pensaci, è una canzone. Ora sei sotto la doccia, ok? Ti alzi dal letto, vai sotto la doccia, apri e now the end is now. Aspetta, allora qui vogliamo farla fuori dal vaso, qui stiamo entrando nel mio territorio. Allora, tonalità, non ti preoccupare, vai, te la suggerisco io, vai. Now the end is near. So I face. And so I face. I face is order. I face is order. I plan. Shout the course. Child the course. Chmafit do. Chmafit. Get I live. I like the cross. I live that dance. I like a crisscross. I like a crisscross. And every highway. And more. Much more than this. Much more than this. I did it. Highway. What is a man? As a Jew, I like with all more than I could chew. Vai Scamarcio! But put it on when I was down. I did it up, and spit it out. Finale! I faced it all, and now stood tall and did it my Ma chi è Carreras? Grazie. Vieni qua, piccolo Scamarcetto, vai di là tu. Non parlo con Cremonesi. Allora, scusate, il Papa all'Angelus. Attenzione. Dio ha creato Scamarcio per rimediare al danno che ha fatto creando Baldini. Simpatico quel ragazzo che è lì accanto. Ce n'è un'altra. Vai. I produttori della Freccia Nera preoccupati per il futuro successo d'ascolti. Purtroppo Baldini ha scommesso sul cavallo che ha usato Scamarcio. Su Tyson? Non mi ricordo mai di aver messo su Tyson. Allora, la stanza delle prove di Amici di Maria De Filippi. Dovrebbe esserci Giancatello che si sta allenando e il coreografo che adesso arriverà. Eccolo. 5, 6, 7, 8, avanti, forza con la gamba, ok? Stop! Catello, stai buono, va bene? Allora, tutti sotto la doccia? Tutti sotto la doccia. Catello, vieni qua. Tu
Tu stai con me? Un attimino solo. Ma quale attimino? Sono tutto sudato. Non c'è problema. Vieni qua che ti asciugo io. Lascia stare, guardami solo l'asciugamano, Ma come? Quale asciugamano? Usa la mia maglietta, no? Ma che schifo la tua maglietta, scusa. Vuoi allora che ti asciugo col mio alito? Dai, ti soffio addosso e ti deumidifico. Ma vai via che c'hai la fiatella. Ti soffio. Vuoi essere il mio soffione? Ma soffia tua sorella, scusa, Ma come? Ti devi refrigerare. Adesso inizia la stagione calda, i primi calori. Tu senti il calore? Ma quale calore? Scusa, mica sono un cane, Bravo. Bella idea. Il cane. Facciamo una coreografia ispirata a Lessi. Vabbè, ti ricordi Lessi? Sì, come no, quello che se ne tornava a casa. Bravo. Allora fai il cane? Dai, mettiti a quattro zampe. Ma perché a quattro zampe? Ma come? Non sei felice di essere un cane? Non ridere ridi da catello. Tu devi essere felice. Fammi vedere la tua felicità. Scodinzolami. Ma io non ce l'ho la coda, non posso scodinzolare, che mi sta pigliando. Non hai la coda? No. Vuoi che ti dia la mia? No, guarda, ne posso fare volentieri a meno. Certo. Catello, sai perché tornava a casa Lessi? No, perché? Perché cercava un posto caldo e accogliente. Quindi adesso io faccio la casa certo. e tu fai Lessi. Entra nella tua casa, mio bel cagnolino, senti quanto è calda. Che fai? In questa casa la porta è sempre aperta per te. Non importa, guarda, quella porta che lì la puoi pure chiudere, io non c'entro. Io sono per le case chiuse. Bravo. Figurati, dai assist. Le case chiuse, bravo. Sono la tua casa chiusa io. No, quella casa chiusa. Ma perché non sto zitto? È quello che dico anch'io. Senti, vieni mio bello scamarcetto. Lo soprannomini così oggi? Entra in questa casa, scamarcetto. Ti faccio vedere io c'è mezzo. No, basta. Stacchiamo la spina. Vieni la friggetta nera. Girati. No. Piccolo ragno peloso. Va bene, dai, eccoli là. Adesso dovremo chiamare subito nonno Mike, che oggi c'ha la puntata del amici programma ascoltatori, nuovo. volevo salutare anch'io Riccardo Scamarcio, ho visto tutti i suoi film, lo sapete. Li ha visti, signor Mike? Esatto, sì, l'ho visto. Sì, grazie. Prego. Ma chi è che parla? Scamarcio, Riccardo, lui. Salve. Ma l'ho visti tutti, Natale a Miami. No, non è no, non sono io quello, signor Mike. Quello? No. Scamarcio. Sì, Questo cognome è un po' strano. Come? Romanzo criminale, Romanzo criminale? Sì. Si ricorda? 3 metri sopra il cielo. Mette sopra il cielo, mi tocco le balle. No, vabbè, adesso, signor Mike. Forza amici ascoltatori, allora, vogliamo andare avanti? Forse è tutto pronto, Mario Bianchi. Sì, Mike. Mi raccomando, questa è la prima puntata, cerchiamo di non fare una figura da pera cottata. Non preoccuparti, Mike, so perfettamente che non si può sbagliare. Potresti abbassare il volume di quel cavolo? Sì, è una roba. Perché mi hai sturato veramente un'orecchio. Come dicevi, Mario Bianchi? Non preoccuparti, so perfettamente che oggi non si può sbagliare. Vabbè, puoi anche sbagliare, errare, humanum est. Si può vivere anche bene, anche senza fare regista, lo sai. Il mondo ha bisogno anche di idraulici, di parcheggiatori o palafrenieri. Amici ascoltatori, qual è allora la prima categoria di oggi? In bianchini, Mike. Oggi avremo in trasmissione il migliore di questa categoria. Benissimo, allora avete coperto con i giornali i tappeti e i divani? Bene, avete messo il cellophane. Forse state attenti perché se si rompe un vaso Ming, ecco, la Daniela siamo fatti. Scusi, signor Mike, la radio, buongiorno. Là. Sì. Cosa c'è? No, siete ancora collegati? Sì, siamo rompete i maroni anche in questa nuova trasmissione? Sì, ma no, una curiosità, ma in quale studi registrate il migliore? Siamo nei nuovi studi di via Giovanni da Procida 3, amici ascoltatori. No, avevamo il sospetto che fosse casa sua. E allora? Non mi verrete fuori anche con quella rottura di balle del conflitto di interessi, Vabbè, che c'è. Uno non si può muovere che viene subito additato. Vabbè, allora, come non detto. Mario Bianchi manda la sigla. Mike, ma non è ancora pronta la sigla? Ma con quello che ti pago? Non è pronta la sigla, allora cantala tu. Come? Forza!
scusa. Ok, lascia stare, come Mario Bianchi, insomma, potresti andare, ma come Francesco Bossi di Palermo fai cagare, te lo devo dire. Scusate, dovevo dirlo. Baldini, cosa ridi? Pensa a te. Ok, ai debiti che hai lasciato che ci penso. Allora, lascia perdere, senza sigla, la mettiamo dopo in post-produzione. Va bene, dai. Allora, faccio io l'inizio. Sentiamo. Vai. Cari amici telespettatori, allegria, benvenuti al migliore. Oggi eleggeremo il migliore della categoria degli imbiancaini. Allora fate entrare il primo concorrente. Buongiorno, eccomi qua. Sono Gino l'imbianchino. Ho fatto la rima e si crede simpatico. Ecco, se si chiamava Oronzo, con che cosa faceva la rima? Da dove viene? Vengo da Pontedera, in provincia di Pisa. Lei è sicuro di essere il migliore? Certo, io sono il numero 1 al mondo. Pensi che tutti gli anni Bush mi chiama per pittare la Casa Bianca. Fra l'altro mi deve pagare ancora una fattura, hai capito? Questo parla toscano come io tedesco. Ma si può. Scusate un attimo, Ma si permette questo, va, di prendere in giro? Ha detto fattura con l'H aspirata, che non c'è l'H. Ha detto fattura. Amici ascoltatori, posso fermarmi un attimo? Voglio chiamare Fiorello un attimo, come Fiorello può venire qui per favore. Grazie. Marco? Sì. Buongiorno. Come va? Sono entrato nel... Senti, ma non c'era un altro per favore? Toscano? Sì. Lo so. Non potevi farlo te, ma Cremonesi non è capace? No, proprio no. Ok, rientriamo. Mike? Sì, eccolo. Eccomi qua. Allora cosa c'è? Forza, ripeta la battuta. Ho detto che sono il numero 1 al mondo. Pensi che tutti gli anni Bush mi chiama per pittare la Casa Bianca. Tra l'altro mi deve ancora pagare una fattura. E l'ho detto senza H questa volta. Io andiamo avanti e più questo mi sta sulle balle. Va bene, signor caro Gino, lei deve riuscire ad imbiancare questo salone nel minor tempo possibile. È pronto? Ha con sé tutti gli attrezzi? C'ho la pennelletta e il secchio. Sei pronto? Allora, pronti? Ma questo qua cosa ride? Io non capisco. Forza! Prendete il culo. Via con la prova! Oh, c'è una Casa Bianca che la riva bianca, la riva nera, bianca una casa. Poi da là. Ehi, guardi che non siamo mica a Sanremo, Stai a vedere che adesso questo Pirla deve pagare la SIAE sulle canzoni. Ma guarda tu un po'. Guardi qua che velocità! C'ho il pennello più grosso di tutti. Ecco fatto, ha capito? Allora fammi controllare, le pareti sembrano tutte imbiancate, riuscito, allora. I vasi sono interi, i divani puliti, sembra tutto a posto, Poi là. Che? Poi qua c'era un quadro, Ma che fine ha fatto? Ah, sta parlando di quel troiaio. Oh, lo vedeva tutta la parete. Ci ho dato un paio di mani di bianco sopra, tanto era una crosta. Ma era un Van Gogh! Per comprarlo ho dovuto fare 50 puntate di Super Flash, amici ascoltatori, adesso? Ma cosa vuole che sia? Chiami questo Van Gogh e se ne faccia fare un altro, hai capito? Tanto faceva... Vabbè, va, abbiamo vinto qualcosa o no? Non è capace! No! E continua a ridere, ma io non capisco. Mette le H dove non ci sono. Allora? Ha detto cari amici, io non so più che pesci prendere con questo. Io direi di cambiare proprio tutto da domani, perché non si può chiedere al maestro Cremonesi di fare gli accenti d'Italia. Gli facciamo fare il milanese. Voglio vedere, forse è meglio, è l'unico che sa fare. Sì, esatto. Molto va bene. Bene, allora lei se dice che ha vinto, si avvicini che le do il premio. Bene, va via sto premio, Ale! Aia! Con la H! Allora, cari amici spettatori, la prima puntata del migliore finisce qua. Non credo che il concorrente sia in grado di rispondere ad altre domande. L'emozione lo ha falciato. Quindi ci sentiamo domani e allegria! Allegria! Grazie signor Mike. Non c'era verso, proprio...
Fantastico. Non è capace. No, il toscano proprio, è quello il bello. Allora, nella parte del concorrente c'era Enrico Cremonesi. Enrico, scusa un attimo, scusate. Mi fai il Veneto? Vai. Sì, dai, guardi che mi sono dimenticando una cosa, capito? Bravo. Vai, però dai, sì. Mi fai il marchigiano? Non pervenuto. Bergamasco? Ma cosa fare una casa con i matoni? Questo è un incrocio fra il romano. Oh, Fiorello, impara un po' l'educazione, va, perché mi sono rotto veramente le scatole. Che lavoro fai, Romano? Il romano, che lavoro Io faccio il muratore a torpignattare. E lei Veneto invece che lavoro fa? Sì, io faccio soffio il vetro. Ah, è un Murano. il gondoliere. Esatto, questi sono i luoghi comuni. Sì. Sai fare solo questi tre, no? Ci sappiamo regolare, ci sapremo regolare. Ma anche il napoletano. Sì, il napoletano non è male. Vai. Da domani una nuova carriera. Senti, è il sardo? Dai, prova, ce la puoi pensa al fare, compass, vai. Ah, io porca tru. Perché so tutte le parole che so queste, perché frequento questo che dice queste parole qua. E il pugliese? Artis, mi sono dimenticato di dire che questa volta non ha pagato niente, mi sono rovinato. Vabbè, però un comico nato. Era Enrico Cremonesi ai dialetti, bravo. Grazie. Allora ringraziamo Marco Baldini, Fiorello, Riccardo Scamarcio. Grazie Riccardo, ospite nostro. In bocca al lupo per tutto, Crepi, e salutiamo anche Pinuccio Tota che l'ha accompagnato oggi. In bocca al lupo per al 14 al teatro. Dal 4 al 14 al teatro Colosseo. Colosseo, perfetto. Occupati d'Amelia. Ah, sì, me ne occuperò, giuro. Allora salutiamo il nostro maestro Enrico Cremonesi, i musicisti Compress, il sardo, Pacciani, detto Lauretta Masiero con quei capelli, e Isgro alla chitarra, poi il Marco Lolli, i nostri tecnici Genesio Di Jacopo, Paolina Brai, Sasà Bellistri. Poi salutiamo anche i nostri autori che sono Deriso, Bozzi, Cassini e Tadia. Poi chi c'è da salutare? Marco Lolli, il nostro regista, la Marina Mancini. Diciamo che il nostro regista fa anche un ruolo in questo programma, che è l'infermiera che urla durante lo smemorato, anzi direi nel silenzio più al totale, ci faccia un urlo a distanza. Vai. Dai. Salutiamo la Betta Farina, Alessandro Provenzano. Ok, tutti l'abbiamo salutato. Appuntamento domani mattina alla replica alle 7, questa sera alle 23, alle 11. E poi io vi invito ovviamente al Pala Lottomatica questa sera. Volevo fare il ballerino. O anche domani sera, o anche dopodomani sera, o anche il 9, il 10, il 12, il 13. Sto sempre al Pala Lottomatica, però io lo dico, ma biglietti non ce ne sono più. Sono molto contento. Ma fai tu le estrazioni poi il mercoledì, il martedì, giovedì? Ti do un paio di numerini. Stasera dura 3 ore, sono in forma, già lo so. Ah, bene. Sì, stasera. Yes! Batto la stecca. Ciao a tutti, spostati, ci siete? Eccoci! Ciao, come state? Tutto bene? Di cosa vi occuperete oggi? Ieri non c'eravate? Dove eravate ieri? No, c'eravamo, ma ci sono stati dei problemi tecnici. Eravate al cesso. Quelle Max che 2 minuti prima della diretta, questa simpatica. Sento, entro in trance agonistica. Perché? Possiamo fare una richiesta? L'urlo dell'infermiera? Ancora? È troppo bello. Vai, Lolli. Per voi questo. Avreste svegliato il califfo se fosse ancora qua. No, il califfo è uscito, mi ha chiamato ieri subito. Ah, che ti ha detto? Fiore, sono uscito. Così, come se fosse uscito di galera. Era quello l'atteggiamento che aveva. Sono uscito 3 mesi di Music Farm. 3 mesi di Music Farm, che sono rimasti in 3 adesso, no? Sì, adesso c'è Massimo Di Cataldo, c'è Ivana Spagna, c'è Alberto Fortis, e poi con un meccanismo piuttosto complicato che non stiamo a spiegarvi. Entra un quarto. Entrano ed escono, ogni giorno c'è una sfida a 3. Sì, ma è l'ultima puntata, la prossima? Martedì. Chi vincerà? Mercoledì torniamo a Roma. Secondo il sensitivo Fortis. Alberto Fortis. Ah, chi è il sensitivo? Massimo Cervello. Secondo me sì, può essere anche Di Cataldo, può vincere. Bello, c'è un bel fan club. Bisogna vedere. Adesso vediamo un po'. Telefonerà lei? Non lo so. Non lo sa, un po'. Va bene ragazzi, vi salutiamo. Grazie. In bocca al lupo per il programma, divertitevi. Ciao. C'eravamo Scamarcio oggi, qua.
Voi che vi occupate di cinema. Complimenti. È stato da voi già. Ciao a tutti, stasera.